Ramentiamo a Sergio Azzeni che è stato un scrittore manno. È stato che ha tornato a ponere in discussione tutto argomento che uno vago è sito del ragionamento nostro, ma la cosa forse più importante è che Sergio Azzeni è stato un scrittore del cittade, attento sul coraggio di contare di Castello e di contare di sollogo su difficile di Castello. È stato uno testimonio di un mondo e di un'epoca che forse scomono che sono pruso sono cambiato il meta. È importante che chi oggi contribuisce, ognuno con le sue possibilità, al dibattito pubblico e a formare una coscienza pubblica attraverso la narrativa in Sardegna dia il suo contributo, si incontri, faccia sapere di esserci, ancora di più nel ricordo di uno scrittore grandissimo come Sergio Azzeni. Per quel che riguarda la narrativa sarda vorrei aggiungere solo una cosa: il problema è la coscienza di dover raccontare quello che è attorno a noi. E per farlo non basta raccontarlo, ci serve anche qualcuno che lo legga e qualcuno che lo pubblichi. Io sono contento soprattutto di aver conosciuto Sergio Azzeni, di averlo conosciuto attraverso le sue parole. Mi sembra che sia bello incontrarsi, ricordarlo e lasciarci così, nella memoria di questo incontro, di questo momento, con il suono delle sue parole. Fa un certo effetto vedere così tanta gente, amici, fra l'altro non ti vengono in mente, se ci pensi, quanti siamo, oggi ci sono praticamente tutti. Una bella occasione che dà anche la testimonianza di come ci sia questo fermento attivo, vivace, molto numeroso, siamo una schiera. Allora, scusate un attimo, le persone che sono sul... Grazie. Non voglio rubare nulla all'idea del fotografo. Stamattina abbiamo fatto una riunione in un luogo particolare che è il Collegio della Missione. Con Liberos abbiamo lavorato a lungo, con Aldo Addis e con Francesca Casula, abbiamo faticato questi mesi per mettere insieme il più possibile di persone, di scrittori e di autori. Non ci sono tutti naturalmente, questo forse è un mio problema, una mia colpa, ma tutti non sono riuscito a raggiungerli. Comunque moltissimissimi. Abbiamo fatto questa foto che poi andrà in un libro e che poi Liberos probabilmente utilizzerà. Ascolto una richiesta di un amico che è Marco De Sogus, che ci ha raccontato una idea che a tutti è sembrata folle. Abbiamo tentato di riunire in un unico momento, in un'unica foto, tutti gli scrittori di questa stagione della letteratura sarda così fortunata. Ci siamo detti, ma perché non approfittare della presenza di tanti scrittori all'inizio di un anno che celebrerà il ventennale della morte di Azzeni? E quindi, in tempi abbastanza brevi e in modo un po' rocambolesco, siamo anche riusciti, oltre a fare la foto, anche a chiedere a questi scrittori un contributo e un ricordo di Sergio Azzeni. Oggi siamo qua a ricordare Sergio Azzeni, ma in verità con il nostro egocentrismo, io per primo, siamo qua a celebrare noi stessi. E quindi io molto miseramente, essendo il più misero tra tutti, non leggerò e vi racconterò qualcosa. La letteratura sarda per me è stata in generale una cosa che ha scoperto non diretto e sta arrivata a pustici di altri tipi di letteratura. Già che conoscia prima vista poesia, ma la letteratura sarda propria in prosa la connota curzi a sor 21-22 anni. Pare che nata era la fascinazione, Zade Azzeni è stata
sicuramente saprò il man, tornare a biere esa mitologia antica sarda fino a in un'ottica moderna, in un'ottica contemporanea, veniti direttamente dai su libro della letteratura sarda. Passavamo sulla terra leggeri. Se c'era letteraria de oggi e Sardegna è sicuramente viva, basta vedere esa die de oggi, tutta la gente che batta, tutta la gente che ha partecipato a questa fotografia, che ha fatto vedere questo sero. Io ho conosciuto l'opera di Sergio Azzeni con il figlio di Bakunin, perché sono di Guspini, di origine, e quindi quando appunto, o meglio, quando stava girando il film ho conosciuto questa storia e dopo, solo dopo ho letto i romanzi. Un interesse per come parlano i personaggi, per la musicalità e per i diversi modi in cui parlano appunto i personaggi e interagiscono tra di loro. Trasparente, di ore, di sere, passati inutilmente, meravigliosamente. Lui per me è stato un incoraggiatore, quando, specialmente 2 libri, 2 opere sue, le solite, le più note. Passavamo sulla terra leggeri e Bellas Mariposas. Perché? Perché Passavamo sulla terra leggeri ha restituito per me alla mia isola quello che le mancava, che mi mancava, che era un'ombra di fiaba, anche di leggerezza. Sembrava che le cose nostre non avessero un'ombra, un doppio di incanto, di meraviglia, quell'incanto che interessa a me. Bellas Mariposas restituiva legittimità al mio essere castedaio. E come nessuno prima mi parlava della Sardegna come io sentivo la Sardegna. Chi è che lasciava i corvi, quel realismo di sangue e sudore di cui siamo malati, sorvolando? Mi faceva mito. Sergio Azzeni per me è un maestro, ancora più forse, presumo, per i suoi contemporanei, per i grandi autori e colleghi che erano qua in questa serata, perché io l'ho scoperto da giovane, dopo il diploma, ho letto Passavamo sulla terra leggeri dopo il mio diploma e non sapevo chi fosse, non sapevo neanche fosse mancato come scrittore. Per me è stato davvero molto importante, soprattutto per Passavamo sulla terra leggeri, quindi per il suo affrontare il discorso della Sardegna mitica, della Sardegna dei silenzi, la Sardegna dei misteri. E questa è stata davvero una sensibilità letteraria che mi ha contaminato nel meglio, ha creato davvero la mia stessa sensibilità letteraria che cerco, nel mio piccolo, con tutta l'umiltà del caso, di mettere anche nei miei romanzi che affrontano il tema fantastico affondato nelle nostre radici archeologiche e mitiche. Secondo me fuori dalla Sardegna Azzeni è troppo poco conosciuto e credo che ciò dipenda in buona parte anche dalla scarsa considerazione che noi sardi, autori, accademici, mezzi di informazione, abbiamo dei nostri stessi autori, li portiamo poco fuori o li portavamo poco fuori e soprattutto sono poco conosciuti, credo a livello scolastico prima di tutto, è da qui che nasce la scarsa conoscenza esterna di certi scrittori. Per me scrivere di identità sarda significherebbe riuscire a presentare al mondo una Sardegna non esotica, non chiusa negli stereotipi, ma la Sardegna del presente, con tutti i suoi problemi e con tutte le sue cose belle, perché ce ne sono tante. Significherebbe presentare al mondo una Sardegna nuova, che crede in se stessa, perché il principale problema dei sardi, e credo anche degli autori sardi, sia che non immaginano, non riescono a fantasticare, non riescono a immaginare di poter essere molto migliori di quello che sono. Even